Benvenuti allora alla prima lezione di teoria. Apriamo il mio manuale, alla sezione teoria e abbiamo subito il primo paragrafo, elementi fondamentali. Bene, impariamo quali sono i tre elementi fondamentali che costituiscono la musica. Sono la melodia, l'armonia e il ritmo. La melodia è generata da una successione di note, una nota alla volta, tipo così. Insomma, una dopo l'altra. L'armonia invece dalla simultaneità di almeno tre note, così gli accordi per esempio. Ecco. E poi il ritmo dalla combinazione della durata di queste note. La melodia solitamente per i pianisti e i tastieristi è affidata alla mano destra, l'armonia alla mano sinistra. Però chiaramente si possono anche avere ruoli invertiti. Invece il ritmo, ripetiamo, è la combinazione di questi, dei valori, quindi della durata di queste note. Per il primo paragrafo c'è da dire soltanto ancora che la musica si divide in tre grosse categorie, almeno quelle più diffuse, e sono la musica tonale, la musica modale e la musica dodecafonica. Per musica tonale, poi sono cose che faremo riferimento alla sezione armonia, per musica tonale si intende un rapporto che c'è tra le note che generano una certa attrazione, quindi queste note fanno parte di una tonalità, quindi musica tonale. Riferimento sarà alla scala maggiore o alla scala minore, infatti la musica tonale si divide in due modi, maggiori e minori. Alcune di queste note sono consonanti, altre invece generano dissonanze e quindi sono estranee a questa scala. Comunque la musica più diffusa è quella tonale, quindi le canzoni, anche la musica classica, almeno dei secoli precedenti. Modale e dodecafonica sono musiche sviluppate più nell'ultimo secolo, ovvero anche la modale, insomma, ha avuto uno sviluppo nei secoli precedenti, ma la musica tonale è quella più diffusa. Bene, adesso andiamo al paragrafo 2, la tastiera. Quindi adesso vi illustrerò come riconoscere le note sui tasti, le 7 note naturali, do, re, mi, fa, sol, la e si. Queste note corrispondono ai tasti bianchi, però come si riconoscono? Guardando quelli neri, perché i tasti neri si dividono a gruppi di 2 e di 3, 2 e 3 per tutta la tastiera. Innanzitutto abbiamo 52 tasti bianchi e 36 tasti neri, in tutti i pianoforti quindi abbiamo 88 tasti, tranne qualcuno magari un po' più antico, abbiamo dai 3 ai 5 tasti in meno, però la media sono 88 tasti. Bene, alla sinistra dei due tasti neri, quindi qua, abbiamo il do e dal do parte la serie delle 7 note, do, re, mi, fa, sol, la, si, e poi ricomincia il do dove sono infatti gli altri due tasti neri. Bene, fate questa pratica molto importante. Se andate verso la destra della tastiera i suoni saranno più acuti o alti, infatti si rappresentano verso la parte alta del pentagramma. Se andiamo verso la sinistra della tastiera i suoni sono più gravi, bassi, infatti anche sul pentagramma si raffigurano più verso il basso. Ora dovete fare il numero 1, l'esercizio numero 1. Quindi scegliete una nota qualsiasi, e imparate a suonarla su tutta la lunghezza della tastiera. Per esempio, tutti i do. Quindi vedete i do, 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 do e do. Oppure tutti i fa. Quindi contate do, re, mi, fa, fotografate bene la sua posizione e vedete ancora per tutta la tastiera, e così con i la, con i sol, eccetera eccetera. Dovete avere una buona dimestichezza con il riconoscere le note in maniera piuttosto rapida. Bene, si conclude così la prima lezione di teoria. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prima lezione di tecnica, però voglio anche ricordarvi che le lezioni saranno, potete seguirle sia sul mio sito personale, che è www.musica-napoli.it, oppure su YouTube naturalmente.
Io vi aspetto per le prossime lezioni, grazie.